Una ripresa degli spettacoli dal vivo attesissima e che riparte con un calendario fitto di appuntamenti, quella del Ten di Nuoro, che dopo oltre 6 mesi di stop forzato riapre finalmente la sua sala al pubblico. Cominciamo subito, domenica 23 con il Terzo Segreto di Satria, quindi il collettivo che è impazzato sul web dal 24 al 30 insieme all'Isre. Avremo diversi appuntamenti del Festival Srial, quindi il Festival del Reale. Il 28 avremo una giornata dedicata agli 80 anni di Ventotene in collaborazione con il Comune di Nuoro, e il 31 invece annunceremo un grande progetto che metterà il TEN al centro di una grande discussione e riflessione sulla sostenibilità. Che la ripartenza delle attività del TEN sia finalmente dietro l'angolo si intuisce anche dal fermento che stamattina si viveva a Casa Manconi con l'arrivo da Torino della piccola compagnia della Magnolia. Saranno proprio loro, con il progetto artistico Favola Eretica, a inaugurare le attività 2021 del teatro, con un progetto che nella sua prima fase coinvolgerà tutti coloro che lo vorranno. È un progetto che ha 2 binari che corrono paralleli. Da una parte uno spettacolo di cui iniziamo veramente qua i primissimi passi. Quindi i primi passi di scoperta drammaturgica. Il lavoro si chiama Favola Eretica, dedicato a Pasolini e all'eresia naturalmente. La seconda fase della nostra permanenza qui, che forse è la più importante, la più ricca anche di trame col territorio, è un docufilm che realizzeremo nei prossimi mesi e che qua prevede di recuperare, raccogliere confessioni, interviste eretiche tra i cittadini. E accanto al cartellone del TEN riprendono le attività di Casa Manconi, la foresteria laboratorio del teatro nel cuore sant'Upredino di Nuoro. Dal 1 giugno riapre anche il Language Garden, quindi il percorso dedicato all'apprendimento della lingua inglese e alle conversazioni in lingua inglese. Quest'anno anche per i più piccoli. Tutte le info e le prenotazioni sono disponibili sul sito e sui canali social del TEN e scrivendo all'email ten@sardegnateatro.it.